Dopo la valanga di sì, il 98% e l'altissima partecipazione che hanno caratterizzato il referendum per l'autonomia del Veneto anche in provincia di Padova, tutti gli occhi sono puntati sulla trattativa tra regione e governo. Le speranze e le richieste dei cittadini sono tante, la convinzione che prevale è quella che finalmente ci si trovi di fronte ad una svolta. Ma quali competenze a Padova e provincia sono considerate le più importanti e le più urgenti? Tutte le 23, tutte sì. Anche perché ho votato sì e quindi il rendere il Veneto autosufficiente soprattutto. La competenza fiscale soprattutto, che i nostri tributi vengano ottenuti nel territorio e non dati tutti a Roma, insomma. È fiducioso adesso. Ma spero, è un bel segnale per il futuro, anche per i giovani, speriamo per le imprese, per il territorio, per la sanità. Che aumentasse un po' queste pensioni perché viviamo proprio nella miseria. Viviamo nella miseria, sinceramente. Quindi ha speranze, diciamo, che migliori la situazione economica anche dei veneti. Non sarà come l'Alto Adige, però ci avviciniamo un po'. Dal punto di vista delle risorse sicuramente mi aspetto che qualcosa rimanga in più e quantomeno avere voce in capitolo un po' di più, insomma, ecco, da questo punto di vista. Cose che vanno avanti sempre, non le cose che si portano avanti e dopo vengono interrotte. Ce ne sono tante? Tantissime. La possibilità di gestire maggiori finanze per la sanità, per il sociale, per tante cose, perché senza soldi non si fa niente.